80 mm di pioggia in 3 ore e la riviera del Brenta finisce sott'acqua. Nella zona di Caltana e di Santa Maria di Sala l'acqua ha cominciato a creare danni e disagi già poco dopo la mezzanotte, quando la pioggia si è fatta più intensa. Decine le chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco, che hanno effettuato ben 35 interventi quando i canali della zona, poco dopo l'alba, sono tracimati, allagando giardini e scantinati e tutta la zona del centro di Caltana. Sott'acqua il quartiere residenziale del centro di Milano e residenti di Caltana al lavoro per liberare i locali dall'acqua, come nel caso di questo ristorante. Ogni volta che piove è sempre un disastro qua, si riempie il canale e siamo sempre a tirare acqua fuori. Stamattina con questa... Ieri sera, da stanotte, verso l'una che è arrivata un'acquazzone forte e siamo dovuti venire qui a cominciare a togliere. Siamo qua per fortuna e abbiamo un po' riparato i danni, insomma. Riuscite a tenere aperto lo stesso? No, non lo so, questa sera stiamo chiusi sicuramente. Questa viene da Caltana, viene su di là e a Caltana scarica poco e purtroppo è così. Stamattina avete avuto questa sorpresa? Se non si mettono in testa a fare i lavori, non si deve. Purtroppo è così. L'acqua ha creato disagi anche lungo tutto il corso del canale Lusore, che attraversa le province di Padova e Venezia, con cantine allagate e strade percorribili con difficoltà. La pioggia ha colpito anche il centro storico di Venezia, con una quindicina di interventi dei Vigili del Fuoco, impegnati a recuperare alcune imbarcazioni semiaffondate a causa del forte maltempo. A Jesolo Pineta, invece, i temporali e il vento forte hanno causato fenomeni di erosione della spiaggia e alcuni tratti hanno subito danni evidenti. Protezione civile e tecnici rimangono a lavoro in molte zone della provincia, anche se il livello dei canali sta scendendo. L'allerta meteo della regione infatti rimane in vigore fino a domani pomeriggio, con la possibilità di nuove violente piogge e temporali.